La popolazione di cervi del Cansiglio, cresciuta a dismisura e senza freni naturali da diversi anni, sta incidendo in modo sempre più marcato nell'evoluzione di tutto l'ecosistema foresta. Ogni primavera, quando compare il primo verde dei prati della piana, giungono in massa le popolazioni dei cervi che durante la cattiva stagione stazionano nelle aree più calde limitrofe al Cansiglio. Ad aprile l'anno scorso se ne sono contati quasi 900 in una sola sera in tutte le zone aperte del Cansiglio. I cervi rimangono per tutta la buona stagione, partoriscono 1 o 2 piccoli a fine primavera e vi rimangono fino ad oltre il periodo degli amori di inizio autunno per abbandonare il Cansiglio con l'arrivo del freddo e soprattutto della neve. Purtroppo il Cansiglio è di relativa limitata estensione e non è in grado di sopportare un carico di migliaia di capi, circa 3.000 stimati a fine estate 2010. L'impatto sulla vegetazione è pertanto devastante, con forti esportazioni di foraggio nei prati e pascoli delle aziende zootecniche della piana, che da quest'anno si sono difese con la messa in posa di chilometri di recinzioni di esclusione. Se però in questo modo il raccolto di foraggio è stato protetto, non è così per il bosco, dove la rinnovazione forestale in primis è compromessa dal morso degli animali. Vaste aree di bosco infatti stentano a rinnovarsi a causa dei costanti e ripetuti brucamenti di sottobosco causati da questi ungulati. Qui siamo in località Valmenera, questo è un abete rosso, vedete che fino a una certa altezza dove riescono a brucare i germogli vengono annualmente cimati, e anche sul fusto vedete che ci sono con i denti tolgono una parte della corteccia, e purtroppo questa pianta naturalmente non sarebbe così, perché tendenzialmente avrebbe i rami molto più aperti e poi salirebbe così. Però questa pianta, per quanto riguarda il legno, non ha più sicuramente un futuro, molte sono morte e quelle più giovani che vedete qui in questo territorio sono compromesse, insomma. Da uno studio di Veneto Agricoltura tuttora in corso, oltre ai suddetti danni alla rinnovazione, sono emerse anche alterazioni di tutto il sottobosco arbustivo ed erbaceo che tende a ridursi come sviluppo, ma soprattutto a semplificarsi, provocando una preoccupante perdita di biodiversità. Ci troviamo nella località Pian dei Lovi, all'interno di un recinto di, come vedete, di 8 metri per 8, dove è preclusa la presenza del cervo o di altri animali che si trovano nella foresta. Qui c'è una cosa semplice che si nota subito, è la presenza di quegli arbusti che ci sono all'interno del bosco, che servirebbero anche per dare da mangiare anche altri animali come il capriolo, la lepre, così, che sono i rovi. Esternamente sono completamente mancanti, insomma. Vorrei sottolineare appunto anche la sparizione, come è attualmente anche in Cansiglio, della lepre comune e del capriolo, che è diminuito in maniera enorme. Vedete che queste piantine non sono più piante di faggio come siamo abituati a vedere slanciate così, ma tendono a essere mangiate e di conseguenza a diventare come dei piccoli bonsai, insomma. In questo modo è messa a rischio l'esistenza stessa del bosco, che non può infatti rinnovarsi. A farne le spese sono soprattutto le latifoglie e l'abete bianco. Questa piantina avrà 4 anni di abete bianco, che all'interno della recinzione non è stata brucata, mentre esternamente viene sistematicamente mangiata. Brucano proprio completamente questa piantina perché è molto appetita da questi ungulati, mentre sul faggio qualcuno riesce a scappare, anche l'abete rosso qualcuno riesce a scappare. La semplificazione del sottobosco porta anche a gravi riduzioni di animali che si nutrono e vivono delle piante erbacee ed arbustive del bosco, come i tetraonidi forestali, gallocedrone e francolino, che non trovano più spazi adeguati per nutrirsi, allevare la prole e proteggersi. Nel 2011 abbiamo comunque registrato un piccolo calo delle osservazioni di cervo, circa il 20%, dovuto probabilmente all'azione congiunta della messa a dimora delle recinzioni ai prati a pascolo
e dall'attività di dissuasione mediante spari con dardi per allontanare gli animali dalle aree più delicate. Ciò non vuol dire che il pericolo sia scampato e che ci sia un auspicato calo del trend di popolazione, ma che probabilmente il cervo abbia ampliato l'areale e assunto comportamenti più elusivi. Volevo far notare che saranno una quindicina d'anni, non è che siano qui da parecchi anni, insomma sono 15 anni. Il nostro lavoro di silvicoltori, che è quello di rinnovare naturalmente il bosco, cioè già ci viene compromesso appunto già a questo livello, dove noi indichiamo questa pianta come una pianta portaseme, ci produce il seme, cade al suolo e questo viene mangiato sistematicamente dai cinghiali e anche dai cervi. Rimane ancora alto l'allarme dell'impatto al bosco perché non sappiamo le reali e perduranti conseguenze dannose che possa provocare una tale sovrappopolazione di ungulati in un ecosistema delicato e fragile come una foresta ad alto valore naturalistico. Quando il bosco non c'è più, i cervi non ci saranno più.